Liberi e connessi è il titolo del libro scritto da Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha fatto da filo conduttore al corso di formazione continua dei giornalisti promosso ieri a Nuoro dall'Ordine dei giornalisti della Sardegna e ospitato nella sala conferenze della Camera di Commercio. Temi delicati che stanno influenzando in maniera crescente l'attività quotidiana dei giornalisti e che investono direttamente i diritti individuali e collettivi dei cittadini. I lavori sono stati introdotti da Francesco Birocchi, presidente dell'Ordine, che ha presentato i due relatori, il garante della privacy Antonello Soro e l'avvocato Pasquale Ramazzotti, che hanno affrontato da diversi punti di vista le problematiche giuridiche ed etiche che investono questa rivoluzione che negli ultimi 10 anni ha portato miliardi di persone ad essere costantemente online, a svolgere tante attività sul web, da quelle sociali a quelle professionali, fino all'acquisto del cibo e dei beni di prima necessità. Questo comporta l'immissione nei server di dati personali sensibili che permettono di profilare a fini commerciali o politici gli individui. Una rivoluzione che ha dato una grande libertà all'individuo, ma che comporta il grave rischio che questa libertà finisca per essere affidata nelle mani di pochi gestori mondiali di server. La cronaca nazionale e internazionale tutti i giorni ci propone casi in cui attraverso l'utilizzo di sistemi informatici sempre più sofisticati si influenza la vita delle persone e degli stati. Nel suo intervento ad ampio respiro Antonello Soro ha ribadito che in questa rivoluzione virtuale, che invece ha una grande influenza nel mondo reale, la stella polare deve essere il rispetto della dignità umana che deve essere posta al centro della normativa che riguarda gli strumenti informatici. Libertà e privacy devono essere bilanciate al fine di garantire all'individuo la sfera di libertà costituzionalmente riconosciuta, ma anche una limitazione della privacy in casi strettamente regolamentati dalla legge. I lavori sono stati chiusi dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che ha portato i saluti della città e che ha sottolineato come occorra dare strumenti ai cittadini per affrontare questa rivoluzione, ma che questo non sarà possibile se si continua a tagliare la cultura e la scuola.